Si sfidano il Bitonto Calcio a 5 e l'Audace Verona. Subito Lusileia per il Bitonto, Lusileia, il sinistro, la deviazione in corner. Maretti serve Melissa Barban, la parata. Movimento di Di Vincenzo, banda di destra in mezzo, Lusileia, tenta lo scavetto con la Ghilardi, Lusileia al sinistro, Verdure spinge ancora, Grieco, Valenzano, la punta di Valenzano, corner, si fa vedere Lusileia, va in mezzo e il gol, il vantaggio del Bitonto con Grieco, riesce finalmente a sbloccarla la formazione di Guarino. Il gol di Alessia Grieco. Melissa Barban, Zandonà attaccata da Lusileia recupera palla, Lusileia, il destro vincente per il 2-0 del Bitonto, raddoppia Lusileia e in poco più di un minuto il Bitonto riesce a realizzare 2 reti. A cercare Lusileia, sbaglia la porta, Ghilardi, il palo a salvare Verdù. Arriva il suono della sirena, finisce il primo tempo sul parziale di 2-0 in favore del Bitonto. L'intercetto di Natascia Barban, non viene servita da Melissa Barban. Diana Santos spara l'incrocio per il 3-0 del Bitonto. Tris in apertura di ripresa delle ragazze di Mister Guarino. E c'è gloria anche per Diana Santos. Gol numero 9 in stagione per la numero 7 del Bitonto. In mezzo c'è Valenzano. Diana Santos, destro e deviazione 0. Fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Parte Maretti, è il gol dell'Audace Verona. Buca Torma, Maretti direttamente sugli sviluppi di un calcio di punizione. Cambia ancora il parziale, 3-1 e adesso per il Bitonto. Maretti intercetta Lusileia, riparte il Bitonto, Lusileia, Cenedese, il gol di Cenedese, poker del Bitonto sull'assist perfetto di Grieco. Cala il poker, la formazione di casa. Lusileia si gira, ancora Lusileia, supera la metà campo, Lusileia, è il gol di Lusileia, la doppietta del capitano del Bitonto per il 5-1 delle neroverdi. Quando mancano 7 minuti e 47 secondi al termine del match, di fatto la chiude la formazione di Mister Guarino. Maretti ancora, recupera palla Greco, la porta è vuota, Greco direttamente dalla sua metà campo realizza la 6ª rete per il Bitonto femminile. Cambia il parziale, siamo sul 6-1 quando mancano 5 minuti e 15 secondi al termine dell'incontro. Doppietta anche per Alessia Greco, il cui nome adesso viene invocato dal pubblico del Bitonto. In mezzo Diana Santos scheggia la traversa con il suo destro. Diana Santos, un po' di spazio per Diana Santos, il destro con il tacco Ghilardi, per poco non sorprendeva Verdù. Adesso dall'altra parte Zandonà davanti a coda, il gol dell'Audace Verona, seconda rete di giornata per la formazione veronese. Cambia il parziale quando mancano 2 minuti e 38 secondi al termine dell'incontro. È 6-2 adesso. Punteggio finale è 6-2 in favore del Bitonto.